Salve a tutti ragazzi, quindi subito ho trovato l'informazione, grazie pure a Jasmine che mi ha dato questa indicazione, quindi subito ho fatto. Quindi diciamo che tante volte persone mi aiutano, diciamo, con le notizie, anche stamattina presto la signora Grazia mi aveva dato quel consiglio diciamo, del video stamattina presto, quindi alla fine molti utenti mi aiutano, diciamo, a fare anche i video, quindi il fatto dell'asteroide me l'aveva detto la signora Grazia, quindi su WhatsApp mi aveva mandato questa notifica. Adesso Jasmine me l'ha detto mentre stavo facendo questo video, quindi ringrazio a tutte e due a finale. Quindi diciamo ragazzi che la scossa di terremoto di magnitudo 4 ha colpito il Mar Tirreno, quindi dove sta il Marsili, alle 12:10, quindi ragazzi poco fa, quindi giusto alle 14:10 sono 2 ore fa, quindi fortunatamente ragazzi è stata molto profonda e nonostante ciò ragazzi è stata 144 km profonda, è stata sentita sia a Messina, in Sicilia e in Calabria. Quindi mi meraviglio perché ragazzi 144 km sono davvero tanti. Poi la scossa è stata di 4, non è che è stata 8-9. Quindi non lo so, comunque è stata molto sentita a Messina, in Sicilia e in Calabria. Quindi fortunatamente per adesso non si hanno notizie ragazzi, però secondo me non c'è stato nulla anche perché ho girato in tutti i siti web, però dicono tutti la stessa cosa, a magnitudo 4 alle 12:10, 144 km di profondità, però è stata sentita lo stesso in Sicilia e in Calabria. Quindi ho provato a cercare altre notizie per il web, anche diciamo in inglese. Ciao Agata, buongiorno, però non ci dovrebbe essere nessun tipo di danno di nessuna maniera, quindi diciamo c'è stata solo la paura come sempre, però rimane un dubbio che nonostante sia stata molto profonda, questa cosa è stata molto sentita, cosa strana perché come tutti sappiamo ragazzi, meno è profonda più si sente, e qua stavolta invece ha fatto il contrario, nonostante fosse 144 km l'hanno sentita fortemente sia a Messina, in Sicilia, che in Calabria. Quindi, ripeto, sulla mappa, diciamo, del terremoto fa vedere che l'epicentro è avvenuto nel Mar Tirreno, dove sta il Marsili, che, come ricordiamo, ragazzi, è un vulcano, diciamo, no, 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 è un terremoto vero e proprio, però diciamo che è strana sta cosa che 144 km si sia sentito forte. Boh, questo rimane un mistero perché è proprio tanta la profondità, non si capisce più nulla. Purtroppo le notizie sono queste qua, ragazzi, quindi non potrei dire altro, quindi diciamo che ho provato a cercare, oggi semmai faccio un aggiornamento, però tutti quanti i siti web sono andato in GV, SMC, diciamo quello l'americano, tutti quanti dicono la stessa cosa, non dicono di più. Però secondo me non c'è stato nessun danno a persone oppure cose, però la stranezza è proprio che la profondità è tanta, sì, sì, è un po' diciamo abbrucati come di chi. Sì, sì, dalle feste in effetti che sto un po' con la gola, diciamo, inguaiato. Quindi, nonostante 144 km, ragazzi, questi l'hanno sentito perfettamente. Quindi, boh, oggi vedremo perché di questo è strano, perché è troppo profondo, non lo so, ragazzi. Quindi, la cosa brutta è che il punto dove è l'epicentro è diciamo, dove sta proprio il Marsili, che ricordiamo è un vulcano sottomarino, quindi può darsi che sia stata proprio da questo che sia partita questa scossa e quindi forse ha toccato tutte le faglie sottoterra e si è sentita pure in Sicilia e in Calabria. Solo questa può essere una spiegazione perché, ripeto, la profondità è davvero troppo, quindi è strano proprio che si sia sentita, cioè questa scossa qui non si doveva neanche avvertire, cioè doveva essere registrata solo dall'NGV o dall'SMC,
da un centro di sismologia, ma non dalle persone, quindi poi oggi pomeriggio vedremo che cos'è veramente, quindi perlomeno può darsi che sia stato proprio il Marsili a provocarla, quindi perché questo danno epicentro vicino al Marsili, cioè non dice epicentro Marsili, quindi dicono vicino al vulcano sottomarino, però non dicono se è stato provocato proprio dal vulcano oppure no. Comunque è nei suoi dintorni, quindi la macchia rossa è proprio lì dove sta il vulcano. Quindi grazie Agata. Quindi diciamo che oggi vedremo un po' di più perché ripeto, notizie non ce ne stanno proprio più. In effetti sull'SMC si vede la posizione ed è proprio sotto il vulcano Marsili, quindi poi di fronte diciamo sia a Reggio Calabria che la punta di Messina, quindi diciamo è lì. Poi dobbiamo vedere se è stato causato da lui oppure no, perché tante volte fa diciamo un terremoto nel Tirreno, però non è Marsili, quindi però secondo me stavolta sarà stato lui perché ripeto un terremoto di 4 con tanti chilometri di profondità viene avvertito, diciamo, sia a Reggio Calabria che in Sicilia. È un po' strano, però se l'hanno detto le persone che hanno chiamato, purtroppo ci sono tante segnalazioni, quindi è vero. Sì, sì, ma la profondità è troppa, quello è il problema. 144 km, le persone non la dovevano proprio sentire o accusare, cioè zero dovevano sentire perché sono tanti chilometri. Diciamo, se era 4 ed era 20 km di profondità, ci sta tutta, ma qua si parla di 144 km profonda, cioè è quasi assurdo più o meno. Però è successo, quindi non è, non possiamo dire di no, perché la gente ha chiamato per sapere che stava succedendo, quindi l'hanno sentita tutti. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pranzo, buon proseguimento di giornata, ci sentiamo dopo con un aggiornamento, perché adesso le notizie sono queste qua solo, quindi poi vedremo nell'arco della giornata se ci saranno altre scosse e perché si è sentita in questo modo, nonostante fosse così profonda. Sì, sì, ci sono sempre, sì, ma il problema non è questo, il problema è perché, pur essendo profondissima, si è sentita bene, capisci? Questo è il problema, perché? Quindi una sola può essere la possibilità che la scossa sia stata provocata dal vulcano, allora le faglie sotto hanno colpito la Calabria e la Sicilia. Solo questa potrebbe essere una spiegazione quasi logica, non logica punk. Solo questa, perché poi se no non ci sta un'altra spiegazione. Quindi diciamo che il Marsilio è molto gigante, pensa che si prende tutta una vasta area fra Calabria e Sicilia, quindi è grandissimo. Sì, sì, c'è stata in effetti una scossa di magnitudo 4, secondo il parere diciamo, di tutti quanti, dove sta il Marsili, quindi il famoso vulcano sottomarino. In effetti, nonostante andò fosse talmente profondo, cioè 144 km, il terremoto si è sentito benissimamente sia a Reggio Calabria che a Messina, cioè in Sicilia. Quindi questo stavo dicendo, non ci sono perlomeno danni a persone o cose, però ho detto è strano perché è profondo davvero, quindi mi sembra strano che si sia sentito questa scossa, cioè stando le cose questa scossa non doveva essere percepita dalla popolazione, questo stavamo parlando. Quindi probabilmente questa scossa sarà stata innescata forse direttamente dal vulcano Marsili. Solo questo potrebbe essere una spiegazione, però purtroppo le informazioni sono pochissime, quindi hanno detto quello giusto che il terremoto, la magnitudo, la profondità e il punto dove era, solo questo. Sì, 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 comunque oggi faccio un aggiornamento, andò, quindi già l'ho detto che più tardi, verso le 5, faccio un aggiornamento per vedere se ci sono ancora scosse in quel luogo lì. Vado a controllare anche quelle lì più al di sotto del 2, così possiamo vedere se ci sta uno sciame sismico in atto.
quindi diciamo che andrò a controllare pure la scossa di 1,2, 1,3 se ci sono in quella zona lì. Quindi diciamo che più tardi alle 5 faccio un aggiornamento della zona, quindi vi dirò o non ci sta nulla, quindi è finito lì, o vi dirò ragazzi, dopo quella scossa ce ne sono state altre 5, 6. Speriamo che dico che non ci sta nulla e quindi è stato un episodio, diciamo, isolato, quindi poi vedremo se è stata una cosa così che è capitato oppure ci sta, a volte capita che tutta la giornata quella zona, quel luogo trema, diciamo anche minimamente 1,8, 1,9, 1,5, poi speriamo che qua non ci sia nulla perché anche lì sotto ci sta il sì sì alle 5, sì sì, collegati alle 5 direttamente così senza che ti arriva la notifica. Io verso le 5 la farò, quindi vedi la diretta. Vabbè ragazzi, buon pranzo a tutti e ci sentiamo dopo ragazzi. Ciao a tutti.